Amici di Custodia della Memoria, ci troviamo in territorio di Decimo Puzzu. Qui c'è anche il cartello di quello che tra un po' vi farò vedere. Certo che una politina non guasterebbe. Ok, i menhir di Perdassi. Abbiamo detto siamo in territorio di Decimo Puzzu e qua c'è un sito archeologico che ci piace tanto, appunto i menhir di Perdassi, che vi faccio vedere subito. È questo. Dicono i menhir, in realtà questo è isolato, ma c'è un pero, eccolo qua, guardate che meraviglia. Ora io proverò a fargli fare il giro, a far fare il giro allo stabilizzatore, guardate, è alto un po' meno di me, circa 5. Allora, perché dicono i menhir? Dunque, allora, questo sito praticamente noi l'abbiamo scoperto leggendo alcuni libri di Lelio. Nei libri di Lelio questo sito ha il toponimo di Sugunjau di Perdassi. Sugunjau fa venire un qualcosa che ha a che fare con i recinti. Ebbene, qua secondo le fonti c'era un recinto megalittico, un qualcosa di chiuso. Dove sono gli altri menhir? Ci sono, se mi fate fare qualche metro ci vediamo tra poco e poi lo vediamo subito, tra pochissimo. Abbiamo fatto qualche metro, ma una decina, una ventina, non di più. A parte il fatto che questo territorio, io sto camminando praticamente su un terreno dove è pieno di ossidiana, incredibile. Questo sito l'abbiamo sentito per la prima volta nei libri di Liliu a proposito del Neolitico, quando parlava della cultura di Ozieri. Eccoli qua gli altri ragazzi, 1, 2, 3 e l'altro il quarto in fondo. Sono diversi rispetto al primo che avevo fatto vedere, sono diversi ragazzi. Qua praticamente io posso ipotizzare, non lo so, un dolmen, un cromlech, aiutatemi voi, sono solamente ipotesi. Sono straordinarie queste strutture megalitiche, pazzesca. Questa secondo me è la più imponente. Poteva essere l'astrone superiore, non lo so, Io ad ogni modo ve le ho fatte vedere, noi ad ogni modo ve le abbiamo fatte vedere. Che bello sarebbe se si potesse ricostituire quello che era un tempo, anche qui vicino, appunto, ricostruirlo. L'anastilosi, la famosa anastilosi, così tantissime scolaresche ne potrebbero godere e beneficiare. Ciao a tutti, a presto!